c'è lavoro senza impresa, bisogna sostenerle per porsi in un mercato globale, crederci ed esserci, dando continuità alle imprese, aggregazione e futuro con un processo innovativo per migliorare la qualità. E questo è l'obiettivo di Confartigianato Imprese Veneto, che si è riunito per la quarta convention regionale delle categorie, rilanciando il nuovo sistema rivoluzionario delle imprese con il loro talento attraverso la digitalizzazione. Artigiani digitali che sono già una realtà operante nel territorio. Da una recente ricerca promossa da un istituto bancario sul mondo delle filiere del distretto Veneto risulta una cosa interessantissima, che la vera innovazione sul processo e sul prodotto la fanno le aziende di filiera, quindi le aziende che lavorano per l'azienda madre. A maggior ragione noi facciamo interventi di questa natura per dire promuoviamo il digitale, perché il digitale va ancora oltre la frontiera dell'innovazione. Oggi è la dimostrazione che i nostri artigiani metteranno a disposizione anche dei colleghi di quelle che sono le loro innovazioni, le loro capacità proprio in questo settore importantissimo. L'obiettivo è questo, dell'applicazione delle nuove tecnologie all'interno delle aziende, di mettere all'interno del processo produttivo queste tecnologie che possono creare lavoro, futuro, export e quindi risorse per le imprese. Bisogna stare a passo con i tempi in un momento soprattutto di crisi. Ma bisogna precedere i tempi, questo è il nostro obiettivo. Le nuove tecnologie sono entrate prepotentemente nella vita della maggior parte della popolazione, una rivoluzione che non poteva non coinvolgere anche artigiani e piccole imprese. In Veneto sono circa 4.500 le imprese che operano in settori high-tech. Ciò ha determinato un cambiamento nelle organizzazioni e nei metodi di lavoro, offrendo innumerevoli opportunità. Un convegno dedicato agli artigiani digitali, pionieri di questo nuovo mondo ricco di possibilità. Il digitale è decisamente un trend positivo per l'Italia. Negli ultimi anni, nonostante le aziende siano in calo, è un trend che tende a essere in controtendenza, positivo, specialmente raggruppato nelle due province maggiormente rappresentate, che da sole rappresentano il 50% circa di queste 4.500 imprese, che sono Padova e Vicenza, dove si concentra il numero maggiore di imprese digitali nel Veneto. Se non ha un'email è fuori dal mondo, e quindi le nostre aziende artigiane stanno assolutamente utilizzando questi servizi e le nostre imprese possono essere di supporto, di slancio per la nuova economia. È l'intelligenza del Confartigianato del Veneto, degli artigiani del Veneto, di capire che attraverso la digitalizzazione si va verso l'internazionalizzazione dei mercati. L'artigianato, che continua a mantenere il suo cuore pulsante nel manifatturiero e nella forte identità territoriale, però sa anche che con i nuovi strumenti riesce a conquistare il mondo. Ecco, questa è la grande intelligenza degli artigiani veneti, quello di non essersi fermati alla bellezza e alla qualità delle loro produzioni, che ovviamente li rendono appetibili nel mondo, ma di aggredire anche questo mondo, perché si sa che il mercato oggi guarda noi con favore, ma dobbiamo andare verso il mercato con nuovi strumenti.